Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale buon pomeriggio, ben ritrovati a questo appuntamento live su friulitv.net, aggiornamenti di cronaca dalla regione Friuli Venezia Giulia e a volte anche dal vicino Veneto. Apriamo subito con un incidente stradale perché dalle 13 è chiusa al traffico la strada regionale Udine 95 nei pressi di Virco di Bertiolo, causa ribaltamento di un'autocisterna contenente gas. Per causa in corso di accertamento, il mezzo pesante, mentre percorreva la ferrata in direzione Udine, pochi metri prima dello svincolo con la Napoleonica è finito contro il guardrail con il trattore rovesciato sull'asfalto e la cisterna in parte dentro il fossato che costeggia l'arteria. Ferito il conducente che è stato ritrasportato a Udine, fuori pericolo di vita, almeno così ci sono giunte le notizie. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine assieme ai colleghi dei distaccamenti di San Vito al Tagliamento e Codroipo, oltre un mezzo della ditta dell'autocisterna che è giunto da Mestre per il travaso del gas che si trova ancora all'interno della cisterna. Rilievi di legge da parte dei carabinieri della stazione di Codroipo e della polizia locale del Medio Friuli. Pesanti ripercussioni al traffico. Colpo nella notte allo sportello ATM della filiale di Basaldella della Banca Ter. I malviventi hanno eseguito dei fori con degli arnesi speciali in corrispondenza dello sportello automatico, riuscendo poi a penetrare nel sistema software e prelevare il denaro contenuto all'interno della cassetta di sicurezza. Ancora in corso la quantificazione dei danni e del furto. Sotto esame le immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area della rapina. Rilievi di legge da parte dei carabinieri del Norm di Udine. Si è tenuta la conferenza stampa nella quale sono stati presentati i grandi numeri della terza edizione e si è annunciato che nel 2022 Geografie si terrà in primavera e si chiamerà Monfalcone Geografie. 5 giorni per 5.000 presenze nei 61 eventi, con oltre 110 protagonisti e 36 libri presentati. Gli appuntamenti dedicati ai più giovani sono stati 17 in tutto, gli studenti coinvolti di tutte le classi e le età sono stati 660, 50 classi delle scuole di Monfalcone. Un elemento che ha riscosso grande successo e ha favorito la partecipazione di pubblico è stata l'individuazione di più location per la promozione di eventi vari, che non si sono limitati alla presentazione di libri, ma che hanno abbracciato anche la storia, la musica e il teatro. Tra le sedi coinvolte, il Teatro Comunale di Monfalcone, il Centro Innovation Young, la Galleria Comunale, il MUCA e Rocca di Monfalcone. I numeri della terza edizione di Geografie sono estremamente gratificanti. 5.000 presenze, 110 protagonisti, 61 eventi, 36 libri, 17 appuntamenti per ragazzi, 660 gli studenti di tutte le classi ed età e oltre, come detto, 15 location nel centro di Monfalcone coinvolte. Andiamo a chiudere. Un nuovo centro di produzione, una digital boutique, un laboratorio di innovazione e centro per la trasformazione digitale e il marketing digitale per un investimento totale fino a 500 milioni di euro nei prossimi 5 anni con 2.700 futuri posti di lavoro stimati. Sono le parti di cui si comporrà il nuovo centro di innovazione e sostenibilità a Bitter Tomorrow Innovation Hub della British American Tobacco, presentato questa mattina a Trieste. Il centro, è stato spiegato, sarà realizzato entro 2 anni nell'area franca di Bagnoli della Rosandra, dall'azienda in collaborazione con Interporto Trieste SPA e l'autorità di sistema portuale del Medio Adriatico Orientale, del mare Adriatico Orientale, praticamente porti di Trieste e Monfalcone. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live del primo pomeriggio. Più tardi, per eventuali altre finestre informative dal vivo, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità.
Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position.